Eccoci qui, adesso io, care amicizie, metterò 3 mazzettini perché il gioco di oggi, la stesa di oggi, comporta la domanda se lui torna. Quindi, care amicizie, voi scegliete il mazzettino 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi voi qui avete 3 mazzettini di carte in cui dovete concentrarvi e scegliere la vostra, cioè il vostro mazzetto. Concentratevi fortemente sul numero 1 o sul numero 2 o sul numero 3. Dopodiché io a un certo punto farò la stesa prima del primo, poi il secondo, poi il terzo. Scegliete voi. Allora, per chi ha scelto il primo mazzettino, vediamo cosa dicono le sibille chiacchierine. La conversazione, l'Imeneo, il denaro, il Gran Signore e i sospiri. Quindi qui vedremo che il nostro lui sicuramente è interessato a noi fortissimamente perché qui nell'Imeneo c'è una grande promessa. La cosa poi sarà molto fattibile perché vediamo l'Imeneo col denaro e il Gran Signore, sicuramente una persona di grande valore che ci farà anche un po' sospirare, ma tutto sommato con l'Imeneo e il Gran Signore noi possiamo vedere che la situazione andrà molto bene, quindi molto probabilmente il nostro lui e la nostra lei tornerà tra le nostre braccia. Quindi non dovete disperare, dovete solamente con i sospiri aspettare un attimino. Comunque con i sospiri voi vedete dietro l'albero e quindi c'è sempre speranza. Speranza che in ogni caso con l'Imeneo e il denaro e il Gran Signore saranno realizzati. Quindi non ci dovrebbero essere nessun tipo di problemi per il suo ritorno. E adesso rimettiamo il primo mazzetto a posto e vediamo perché ho scelto il mazzetto del centro, il secondo. In questo caso, care amiche o amici, la situazione è molto diversa perché abbiamo la disgrazia e il vedovo, che sono 2 carte già che fanno capire che la situazione sarà molto difficile, impegnativa. Poi abbiamo un'allegria, una consolante sorpresa e un belvedere. Quindi di partenza la situazione sarà molto difficile, ma poi col passare del tempo, col passare dei giorni, delle settimane, noi avremo una consolante sorpresa e possiamo vedere in un certo senso che questa persona molto probabilmente tornerà tra le nostre braccia. Comunque la partenza è molto difficile, voi non dovete disperare perché le ultime 3 carte saranno una bella sorpresa. Cioè sicuramente il vostro lui e la vostra lei molto probabilmente avrà un attimo di stasi, ma poi alla fine la situazione sarà positiva per voi, non dovete disperare. Adesso guardiamo il terzo mazzetto, che è quello alla vostra destra, e qui vediamo la donna maritata, il mercante, la stanza, il ladro e il militare. Qui, cari amici e cari amiche, abbiamo subito una situazione positiva col mercante e la donna maritata, che quindi ci fa capire che il soggetto all'inizio è molto positivo e calcolatore e voi siete un porto sicuro, una persona affidabile e avete anche sicuramente sicurezza in tutto per via della stanza. Però il ladro ci fa capire che qualcuno sta lavorando alle nostre spalle, no? E tiene dei segreti tramite il militare. Quindi il ritorno di lui sicuramente sarà guidato da lui, che in un certo senso è una persona seria, affidabile, ma anche calcolatrice. Però dobbiamo stare attenti perché c'è qualcuno che sta lavorando col ladro alle nostre spalle e che quindi terrà dei segreti.
perché vediamo il militare che è una forza che fa anche delle astuzie, dei segreti. Quindi tutto sommato il terzo mazzetto ci indica che noi siamo a posto, lui è a posto, ma ci sarà qualcuno che sicuramente starà remando contro di noi. E quindi attenzione che sarà complicata questa situazione. Quindi cari amici, adesso rifacciamo un sunto dei tre mazzetti. Il primo mazzetto era molto positivo, il secondo mazzetto era impegnativo, ma come avete visto abbiamo una disgrazia e un vedovo, quindi non lasciamoci in un certo senso abbindolare, stiamo sempre con gli occhi aperti. E col terzo mazzetto abbiamo visto il militare, il ladro, la stanza, la donna maritata e il mercante. E quindi qui anche in questo terzo mazzetto bisogna stare molto attenti al soggetto che magari torna, ma è da tenere un po' sotto controllo perché non è affidabile. Adesso io vi proporrò un circuito per cercare di radionico, per cercare di riunire ed aiutarvi a riconquistare o la lei o la lui. Quindi, come vi ho detto, prendiamo il nostro circuito che potete trovare sul sito del capitano.altervista.org, lo potete scaricare gratuitamente nei vari PDF che si trovano sempre nel Capitano, e dopo che l'avete stampato lo appoggiate, mettete il vostro testimone nel centro, è il testimone di lui e il vostro, che può essere un capello, un pezzo di unghia, una fotografia, uno scritto con il vostro nome e cognome e data di nascita. Poi prendete il pendolino e in senso orario lo fate girare fin quando il pendolino non si ferma. Dopodiché lo lasciate fino al massimo in un mese o in questo caso fino al vostro raggiungimento del vostro desiderio. Dopodiché dovete togliere i testimoni quando avete raggiunto il vostro obiettivo. Questo circuito radionico è gratuito e lo si può scaricare tranquillamente nella sezione dei download del capitano.org. Cari amici, anche oggi per questa micropillola del vostro Marietto veneziano, che potete tranquillamente sempre trovare o su Telegram o su Facebook, nei vari gruppi che abbiamo fondato io e il De Garda. Per il momento vi saluto alla prossima pillola.